Questa mattina abbiamo visto abbastanza in profondità, in modo verticale, l'ambito dell'artigianato. Vediamo adesso, iniziamo a ragionare sulla questione dell'intreccio fra artigianato e turismo. Partiamo da una logica. L'artigianato ha avuto quasi da sempre un rapporto di sudditanza rispetto al turismo, cioè quello del turismo lo abbiamo sfruttato, abbiamo fatto dell'artigianato un concetto dove non lo abbiamo valorizzato, lo abbiamo utilizzato, perché lo abbiamo in qualche maniera aiutato con la logica, come vedremo, del turismo di massa, improntato l'artigianato non come valore, diciamo, in sé, sino fondamentalmente come souvenir. L'esempio, diciamo, classico ce l'abbiamo sui famosi orologi svizzeri. E anche in qualche maniera, diciamo, l'artigianato ci ha servito come elemento di colore, di esotismo. E questo ci ha portato però a una problematica. Oggi l'artigianato ha un enorme problema, cioè gli artigiani della Sardegna, e non solo, hanno un enorme problema perché i turisti comprino i suoi prodotti. Perché? Per questo che vediamo qua. Il signor Ryanair, nessuno lo dice, ma ha fottuto abbastanza l'artigianato. Perché? Perché se non mi posso portare nulla perché non mi sta dentro della valigia, è ovvio che un cliente non mi comprerà determinato prodotto artigianale dovendo pagare 20, 40, 50, 60 euro per la valigia. Uno. Due, ha portato un altro elemento che soprattutto, e questo in qualche maniera va a incidere molto in una caratteristica dell'artigianato italiano, che è il prodotto enogastronomico, non puoi portare i liquidi, eccetera, eccetera. Pertanto questa è stata una delle limitazioni che ha prodotto una riduzione nell'ambito turistico, diciamo, del collegamento e della cooperazione fra artigianato e turismo. Però c'è gente che lo ha capito. Un esempio, i portoghesi. I portoghesi hanno un prodotto, le sardine, niente a che vedere con il movimento che abbiamo visto politico, pseudopolitico. Loro hanno fondamentalmente come prodotto gastronomico la sardina. Cosa è successo? Loro hanno sviluppato un'industria di conserve importante e sono stati in grado di farmi punti di vendita, eccetera, come vedete qua, sardine tutti i sapori, tutti i gusti, eccetera, ma te li fanno con le scatolette giuste per poter portarli in aereo. Anzi, le compro nei negozi e quando tu vai a prendere l'aereo, dici il giorno che parti, l'aereo che parti, tu arrivi in aeroporto Lisbona o Porto e Faro e ti trovi la tua borsina che hanno passato i controlli e pertanto te lo puoi portare. Voglio dire che se noi siamo in grado come sistema a creare come dire, un modello di gestione, l'artigianato può diventare in qualche maniera un elemento, cioè il turismo può aiutare alla crescita dell'artigianato. Però quali sono state le conseguenze della democratizzazione del turismo, tradotto il turismo di masse? Beh, fondamentalmente la banalizzazione. Qui si vede poco, il famoso cornetto o il corno dei napoletani, o anche questa logica che io chiamo delle cineserie, non so se è una parola corretta o no, diciamo che in italiano, che serve fondamentalmente al classico souvenir, ovviamente non prodotto nel territorio, se non importato preferentemente dalla Cina. Bene, però che cosa sta succedendo? C'è un riscatto che ci porta da una logica al fatto che come sta cambiando la domanda turistica, quello che è molto importante è che noi operatori del turismo siamo fermi, non vediamo le opportunità né ci lavoriamo e oggi il mercato, non soltanto per l'artigianato, sino per altri, diciamo, ambiti del turismo, è il proprio mercato che ci sta, la domanda che ci sta facendo crescere. E oggi arriviamo a un elemento importante che è quello del turismo postmoderno che si sta traducendo, come vedremo, nel turismo esperienziale, lo quale ci porta a una realtà. Stiamo passando di vedere il prodotto artigianale, enogastronomico e non solo, da tipicità a diventare cultura del territorio, ma non siamo noi operatori, è la domanda che sta in qualche maniera andando su questa impostazione. Pertanto si deve di cominciare a ragionare con una nuova visione fra il turismo e l'artigianato
dove l'artigianato, che è espressione della cultura del territorio, viene costruito come prodotto turistico a partire dalle 3 caratteristiche del mercato oggi, fondamentalmente del cosiddetto turismo di esperienze, cioè l'ambiente, l'enogastronomia e l'artigianato. Questi 3 elementi o fattori differenziali sono quelli che permettono lo sviluppo e la crescita economica a partire dalla differenziazione delle destinazioni. Pertanto, qual è il contributo che oggi l'artigianato può dare sul turismo? Fondamentalmente per l'artigianato il turismo costituisce un mezzo per comunicare le caratteristiche di quello che si riesce a produrre, contribuire però grazie all'artigianato a dare più valore in un mercato che tende in qualche maniera a ugualare tutto. L'artigianato come espressione della caratteristica del territorio può aiutare a incrementare il valore della destinazione, ma anche l'artigianato può essere un attrattore turistico in sé, se sappiamo gestirlo e organizzarlo bene, e questo è un altro prodotto, ma soprattutto, e questo è un elemento importante come vedremo, contribuisce a trasformare il territorio in una destinazione. Perché ci serve a noi operatori del turismo l'artigianato? Beh, fondamentalmente a quello. Ci facilita la conoscenza anche dei presidi, dei territori minori. Adesso va di moda il turismo rurale, le slow, eccetera. Beh, quanto più piccolo, in qualche maniera, meglio è, però, pur essendo piccolo, è necessario dare valore. E questo ci permette di facilitare la conoscenza della cultura locale, facendo apprezzare il landscape, ovvero il territorio come tale, e ovviamente serve anche come un piccolo motore economico perché facilita l'acquisto dell'artigianato artistico. E dove è molto importante sono le nuove, proposte turistiche, come vedremo, che si stanno sviluppando, che partono fondamentalmente da un elemento, l'artigianato. È una domanda che dobbiamo farci: può o non può diventare attrattiva turistica? Bene, se lo guardiamo come lavoriamo nel settore turistico, no, perché noi, come dire, mentalmente siamo organizzati a sfruttare, non a essere propositivi. Pertanto è la propria domanda che ci sta obbligando in qualche maniera, magari complicandoci la vita, andare su queste impostazioni. Perché? Perché la domanda oggi richiede un'offerta integrata a scala territoriale e soprattutto pretende la diversificazione sulle attrattive. Questo ci porta logicamente a una considerazione. Il prodotto artigiano e l'operato degli artigiani diventa un elemento di attrattività su un territorio destinazioni, ma questo non può succedere se non ci sono determinate caratteristiche, cioè non tutti i territori, non tutte le industria artigianale o settore artigianale ha la capacità per diventare attrattiva turistica e per dare valore alla destinazione. 3 elementi fondamentali: che ci sia un prodotto di elevata qualità, che quello che si produce sia rispondente alla tradizione e alla caratteristica, del territorio dove emerge, il know-how del territorio, e soprattutto, e qui dove nel caso concreto in Italia e in Sardegna abbiamo delle grandi lacune, sia prodotto e promosso in modo sistemico assieme agli operatori turistici. Cioè, c'è l'operatore turistico che ha il cliente in mano, c'è l'operatore artigiano che ha il prodotto in mano. Qual è l'obiettivo di entrambi secondo voi? Qual è? Giusto, soldi, ok? Brava, mi piace signora, lei è concreta, brava. Che cosa vi sto dicendo? Che dobbiamo ragionare su che un fatto: il turista è una fonte di risorsa economica che dobbiamo di condividere. Non guadagnare uno piuttosto che l'altro o uno rispetto all'altro. Manca un approccio di business sullo sviluppo turistico con l'artigianato. E qual è l'evoluzione? Che sta sorgendo un nuovo attrattore turistico nelle destinazioni, cioè la cosiddetta bottega artigiana, che parte dalla domanda del mercato, dei turisti, verso la rivalorizzazione della tradizione, di quello che è autentico, eccetera. Pertanto la bottega diventa il punto di vendita preferenziale
sempre e quando sia intesa nel senso tradizionale. Qui c'è un problema. Attenzione a troppo design, dopo lo vedremo. Una cosa è l'artigianato, l'altro l'artigianato artistico o creativo. Ok? Sono mercati diversi, prodotti diversi, che non sono escludenti, però vanno improntati e strutturati in ottica turistica seguendo logiche diverse. Vediamo che cosa in Italia cercano i turisti, in particolare sulla tradizione, sulle botteghe artigiane. Ovviamente ci sono altri prodotti, però fondamentalmente prodotti enogastronomici, tutto quello che è l'abbigliamento, gli accessori e prevalentemente prodotti artigiani di cuoio e pelle. Bene, questo ci ha portato, questa richiesta del mercato, a un'evoluzione in ottica turistica dell'artigianato come attrattiva su due ruoli. Abbiamo in realtà due soggetti con i quali noi del turismo ragionare, l'artigiano tradizionale e l'artigiano creativo. L'artigiano tradizionale, a partire dalla realtà del territorio dove abita, della tradizione, eccetera, e sfruttando la memoria del territorio, mi fa dei prodotti che in realtà mi ripete l'oggetto. Ok? Questo funziona, però è abbastanza, come dire, sta crescendo relativamente poco, è una domanda turistica molto ferma, molto stabile. Quello che oggi sta funzionando e cresce di più è l'artigiano creativo, cioè quello che con le sue idee, che ovviamente sono legate alla realtà, alla tradizione, eccetera, crea e sfrutta la materia del territorio per farmi che cosa? Un prodotto che in qualche maniera è o unico o ha delle determinate caratteristiche, vuol dire c'è una reinterpretazione di quello che è il prodotto tradizionale. Perché è importante questo? Per il passaggio che sto in qualche maniera per raccontarvi. Perché il turismo e artigianato oggi ha un rapporto dove l'artigianato diventa un'attrattiva a partire da quello che oggi i turisti stanno cercando, in particolare in Italia, che sono l'artigianato artistico, la ceramica, il vetro, il metallo, l'accessorio, la bigiotteria, eccetera, eccetera, che devono avere dalla prospettiva del turista un certo radicamento territoriale, cioè il prodotto creativo, diciamo, dell'artigianato deve in qualche maniera essere suscettibile o percepibile da parte del turista dal fatto che ha un radicamento sul territorio. Vuol dire, si porta in qualche maniera non un pezzo di territorio, sino un pezzo di creatività di quello che ha visto durante la sua visita, la sua permanenza nel nostro territorio. E questo ho la tosse, ma non ne sono andato in Cina, tranquilli. Almeno che io sappia. Dimmi? Sì, no. Sono 22 anni, sono in Italia, ho poco già di spagnolo, devo dire. Per mia madre non sono già neanche spagnolo, sta per ritirarmi il fatto che sono figlio suo. Vabbè. Allora, che cosa cerca il turista oggi? Questo è l'elemento importante. Allora, va fatta una scelta di sistema. L'artigianato mi può servire, caso Sardegna, per incrementare la mia attrattività turistica davanti a altri mercati? Sì o no? Se la risposta è sì, non posso lasciare che le cose accadano, perché non accade niente, l'abbiamo visto prima. Pertanto devo cominciare a ragionare. E devo partire non più da me, sino da quello che il mercato sta domandando e chiedendo. Cosa chiede il mercato oggi? Autenticità, identità, valori e tradizioni. Questo me lo chiede il cliente. Lo sapete benissimo. Cosa possono offrire le destinazioni turistiche? Fondamentalmente elementi differenziali. Mi serve lavorare sull'artigianato per favorire l'attrattività e incrementare l'attrattività, ma soprattutto il valore aggiunto, cioè che la proposta, diciamo, fra artigianato strutturata come vedremo adesso, mi può servire per incrementare il valore percepito dei turisti sulle diverse destinazioni. Vediamo degli esempi. Valle d'Aosta. Valle d'Aosta qualche anno fa sono inventato il cosiddetto Chemin des Artisans, l'itinerario per capirci. Loro ovviamente lavorano su tutto quello che è diciamo la filiera del legno, ovviamente sono in montagna. Cosa hanno fatto i itinerari di artigianato? Tentano di favorire le vendite finali
e soprattutto lavorano con la logica di esposizione di mostre, eccetera, ma anche con dimostrazioni in qualche maniera in loco di come si fa, tentando di come dire, far vedere ai suoi turisti come si fanno i prodotti tradizionali in modo di incentivare le vendite. E non è l'unico. Andiamo a vedere gente che lo ha capito lontano, i francesi. Quanti francesi abbiamo qua? Una. Allora non posso parlare male dei francesi. Però diciamo una cosa, sono bravi. Sono molto bravi. Che cosa hanno fatto? Beh, hanno creato il concetto dell'artigiano del turismo. L'artigiano con formazione in accoglienza turistica e in capacità di vendita, che lavora, però lavora improntato con il settore turistico e con la logica di vendere i suoi prodotti. E non soltanto lo fanno in Belgica con la rete dell'Artisan d'Art, con lo sviluppo di diverse regioni del turismo del terroir, eccetera, eccetera, dove il turismo del terroir nasceva con la logica rurale, ma ormai è vecchia. Cosa hanno fatto? L'hanno complementata con l'artigianato artistico sui territori, creando anche la logica della rete del prodotto in Bretagna, prodotto in Charente-Maritime, eccetera, eccetera. Loro hanno una rete le chambre des métiers, diciamo una divisione per capirci, non esattamente uguale così, però per semplificarlo, una rete di uffici come piccole camere di commercio che sono improntate a aiutare a formare, creare prodotto, sviluppare, aiutare a vendere ai suoi artigiani in ottica turistica. Perché questo? Perché la logica, la potenzialità dell'artigianato come attrattiva ci permette di lavorare con questa impostazione che vi dicevo, ovvero un marchio, quello che vi ho fatto vedere prima qua dell'Artisan del Turismo, ce l'abbiamo qua, ovvero c'è in qualche maniera una certificazione dove quello che tu stai andando a vedere risponde a un artigiano che ha un'impronta turistica, ma anche che ti vende prodotti in qualche maniera certificati dal territorio, che mi va dall'ambito enogastronomico, qui abbiamo un esempio di cioccolato, ma anche formaggi, eccetera, eccetera. Vuol dire, c'è una logica, un label, un marchio territoriale che certifica che quello è un artigiano che produce improntato a rafforzare l'attrattività turistica dei diversi territori. E questo ci porta a una progressione da un turismo conformato dalla offerta, cioè comandiamo noi operatori turistici, a un turismo modellato dalla domanda, dove passiamo da una logica di abbondanza di domanda, dove non ci siamo più, a abbondanza di offerta. Pertanto dobbiamo lottare per avere in qualche maniera domanda turistica. Come stanno facendo altri con questa problematica che abbiamo tutti per sfruttare l'artigianato per rafforzare la logica? Partiamo da una realtà, è il fenomeno del turista 3L. Cioè il turista che cosa mi cerca oggi? Leisure, landscape, learning. Leisure lo sappiamo tutto, landscape vuole dire la conoscenza del territorio, il toccare il territorio, il vivere, l'immergersi nel territorio, ma ovviamente l'imparare. E è precisamente su questo punto dell'imparare dove sta nascendo il famoso turismo esperienziale. Ok? Turismo esperienziale che in realtà, come dire, a me mi piace dire che è una roba della quale oggi tutti ne parlano ma quasi nessuno sa di che cosa sta parlando, ok? Perché qualunque cosa è esperienziale oggi. Beh, non è così, perché per essere esperienziale è il turista che fa qualcosa, sa, andare a vedere l'artigiano come io 2 giorni fa ero a Patava, ok? E ho visto come facevano il coltello, ma non l'ho fatto io. Quello non è un'esperienza, vedere come stanno lidando lì non è un'esperienza. Se mi danno il martello, e lì sì che è un'esperienza, soprattutto perché penserei alla testa di qualcuno che vorrei tenere sotto, però questo è un altro argomento. Detto questo, che cosa mi cerca il turista esperienziale? Questi 4 elementi: contatto con la gente del territorio, con l'artigiano, vuole capire, raccontami, dà valore, la realtà, cerca emozioni e l'autenticità, ma soprattutto prodotto personalizzato che lui si fa, quello che è per lui. Bene, e qual è il trend? Il trend cominciamo già a viverlo, ci sono degli esempi, ne parleranno dopo del relatore che abbiamo invitato, le proposte che nascono dall'esigenza proprio della domanda, cioè
Agenzie di viaggio, tour operator, eccetera, non vi mettete a fare un mestiere che non è il vostro. Organizzarmi, mettere d'accordo l'artigiano deve fare l'artigiano, non deve fare turismo. Gestire i turisti, eccetera, deve fare un altro. Mettere insieme queste due capacità risponde a una nuova professione o una nuova attività turistica, che è quello dei percorsi artigianali, dove tu vai a vedere e a partecipare direttamente con gli artigiani sulle esperienze. E questo ci porta a questa realtà oggi, il turismo creativo. Che cosa è il turismo creativo? Beh, fondamentalmente è una forma o un modello di turismo dove il viaggiatore ha come motivazione il fare lui delle attività, è lui che si mette a fare ceramica, accanto, ce l'ha detto prima Miceli, a imparare a fare questo. È ovvio che quello che mi farà è come se mi mettesse io a fare ceramica, non servirebbe a nulla, però è la enorme soddisfazione di fare qualcosa con le mie proprie mani. Bene, questo ci ha portato a una logica, quella dello sviluppo delle destinazioni di turismo creativo. Però attenzione, il turismo creativo in qualche maniera, che era una roba, è ancora, ma una roba elitaria. Qualcuno di voi si dedica al turismo creativo? No? Ve la dico io. È una roba un po' con la puzza sotto il naso. Cioè devi avere 4 laurea e essere un po' radical chic. Cosa succede? Che il mercato le ha piaciuto questa roba e lo sta trasformando. Lo sta trasformando perché in realtà il turismo creativo era una, come dire, una costola del turismo culturale, quello con la C maiuscola, ok? E il mercato, perché cerca l'autenticità e l'esperienzialità, e sta chiedendo di abbassare in qualche maniera il tipo di prodotto e l'orientamento delle proposte turistiche di turismo creativo. Perché ieri il turismo creativo era fondamentalmente specializzato nell'apprendimento, l'intercambio, la conoscenza attività, eccetera, eccetera. Io andavo con l'artista, l'artigiano, a fare delle creazioni. Bene, questo c'è, ma oggi si è evoluto e stiamo arrivando fondamentalmente a una impostazione diversa, dove la motivazione dei turisti, come vedete, è quello di imparare a degustare i vini, piuttosto che imparare a fare i colurgiones, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che è una roba un po' più alla mano. Quali sono le motivazioni che ha? Beh, fondamentalmente uscire dal ruolo di spettatore e ispettore di quello che stai vedendo, con delle attività che permettono di sviluppare la creatività e soprattutto la motivazione fondamentale è sviluppare le proprie attività. Bene, però vediamo questa evoluzione dal turismo culturale al turismo creativo, l'orientamento. Mentre che il turismo culturale si concentra nel passato, l'archeologia, ad esempio, e il turismo creativo è diverso, presente e creatività. Pertanto l'artigiano come elemento di, diciamo, nesso di unione fra la tradizione e la creatività, gli elogi. L'esternalità, mentre che il turismo culturale è improntato a conservare, il turismo creativo, anzi esperienziale, è fondamentalmente orientato all'innovazione e alla creazione. Mentre la struttura del prodotto, questo è molto importante, perché nel turismo culturale è prodotto, attrattiva, servizi che mi permettono fruire dell'attrattiva turistica. Questa è la definizione del prodotto turistico. Nel turismo creativo e esperienziale il prodotto non è fatto altro che delle esperienze, ovvero quello che tu turista fai, quello che vivi, quello che in qualche maniera riesci a assorbire. E questo ha fatto che alcune destinazioni lo abbiano già capito e ci siano dei territori che stanno scommettendo fortemente sul turismo creativo, dove in qualche maniera si fa perché vogliono creare ricchezza locale, soprattutto anche perché vogliono diversificare l'offerta o innovare la sua propria offerta. C'è già la rete di destinazioni in Europa di turismo creativo. E vediamo degli esempi. Allora, abbiamo in Andalusia, dove un'associazione di piccole città ha lavorato su un concetto fondamentale di turismo creativo, ovvero la tua storia. Queste città ti organizzano in qualche maniera delle esperienze, 40 esperienze come vedete qua, su 5 città. Sono città dell'interno dell'Andalusia, pertanto il suo nemico è il turismo balneare. Lo fanno fondamentalmente per attirare dei turisti
che del balneare si spostano a fare delle attività e a loro le sta funzionando molto bene. Ma vediamo un caso che potrebbe essere simile a quello della Sardegna, Ibiza. Ibiza l'hanno capito. Turismo balneare va bene, ma se voglio crescere, cosa fanno? Puntano sul turismo creativo. Attraverso una strategia che sta sviluppando la regione, hanno sviluppato Ibiza Creativa, dove mi hanno messo dentro tutti gli artigiani del territorio, lavorano su gastronomia, gioielleria, abbigliamento, tutto, e ti fanno delle esperienze dove tu puoi partecipare, ma anche dove puoi andare a vedere come lo fanno e pertanto acquistare. E questo le sta portando dei risultati sul fatto che hanno vinto un premio europeo. Cioè, Ibiza, che aveva in qualche maniera la fama di turismo di sballo, eccetera, grazie a questo stanno trasformando e incrementando il valore della destinazione davanti al mercato, perché si riesce a creare delle proposte turistiche, ovviamente turismo classico, legati anche al turismo esperienziale, cioè questo sono 6 mesi della stagione, questo è l'inverno e l'autunno. L'estate mare e il resto dell'anno lavorano su questo. E anche la gente della Costa Brava si è inventato l'Empordanet Creative Friendly. Cos'è l'Empordanet? Costa Brava, mare, la parte interna, ok? Beh, lavorano fondamentalmente creando delle proposte di turismo, diciamo, creativo, partecipativo, eccetera, e esperienziale su diversi ambiti, ma anche abbiamo la proposta specifica nel caso di Denia, dove sviluppano tutto quello che è proposte di turismo creativo legate alle arti artistiche. Bene, e arriviamo per esempio a un caso molto interessante, quello della Bisbal d'Empordà. Cos'è la Bisbal d'Empordà? Beh, è un paesotto più o meno a 70-80 km del mare, che storicamente, quando io ero bambino, era il posto dove un paio di volte all'anno mi toccava andare con mia madre perché andavamo a comprare i vasi per il giardino. Sa, ceramica, ma non ceramica creativa, la ceramica normale, ok? Beh, problema è che ovviamente quello è andato a cadere, cosa hanno fatto? Sono trasformati, sono passati sulla logica dell'artigianato creativo con la ceramica. Cosa hanno fatto? Fondamentalmente sono diventati destinazione creativa, dove attraverso tutte le aziende artigiane del territorio, eccetera, hanno il suo proprio marchio e hanno, diciamo, evoluto da fare artigianato senza, come dire, valore artistico o valore apprezzabile a diventare fondamentalmente un mix fra artigianato creativo che vendono fuori, ma soprattutto che attira i turisti per vedere come lo fanno, ma anche loro fanno delle stage, durano dei giorni piuttosto che anche delle settimane, per imparare a fare, diciamo, tutto quello che è la ceramica. Visto tutto questo, arriviamo a un punto importante. Dove sta andando? Qual è la prospettiva? Bene, la prospettiva si chiama turismo arancione. Sapete cos'è il turismo arancione? No? Qualcuno mi ha chiesto prima perché si chiama arancione, sinceramente non lo so. Sarà perché è il turismo verde, è il blu, adesso l'arancione. Cos'è il turismo arancione? È dove sta sviluppando il mercato. Perché? Perché i millennials stanno generando una nuova tipologia di turismo che è fatta fondamentalmente di esperienze sul territorio che mi portano a lavorare su l'ambiente, la gastronomia, lo slow. È fatto da 4 elementi che oggi sono separati, ma che il mercato mi sta domandando, cioè un territorio autentico, dove ci sono, diciamo, delle esperienze enogastronomiche, un territorio dove si sta bene, naturale, landscape, eccetera, eccetera, dove ci sono artigiani, dove io posso in qualche maniera fare delle attività. Questi 4 elementi costituisce oggi una offerta, che è questa cosiddetta offerta turistica, a partire del contributo che l'artigianato sta dando, che è questa del turismo arancione. Cosa sono le destinazioni arancioni? Sono territori dove l'attività turistica si concentra nella scoperta attraverso esperienze, cioè non vedo più, non vado a vedere, vado a fare, vado a coinvolgermi, attraverso esperienze culturali, creative, di partecipazione, dove entro in contatto con la realtà locale,
per quello che oggi i turisti stanno cercando a Mande, sia vero, sia meno vero, eccetera, non importa, quello di sentirsi parte del territorio e parte dell'autenticità locale. E abbiamo già diversi esempi, cioè comincia a esistere già una rete, soprattutto in Francia e in Spagna, che dolente o nolente sono quelli che vedono molto più lungo e stanno andando avanti molto più velocemente, perché stanno in qualche maniera spingendo sul turismo arancione? Fondamentalmente perché è una possibilità di sviluppo economico sui territori, di supportare e aiutare l'artigianato locale e le artigiani locali che diventano in qualche maniera elemento di rimente differenziale fra una destinazione e un'altra destinazione competitor. E perché ha questa logica? Fondamentalmente come si costruisce a partire di gestire e in ottica di domanda, non più in ottica nostra, il territorio, il patrimonio, l'artigianato e la produzione artistica ovviamente di questo territorio per tentare di creare una proposta turistica che permetta vendere il territorio come un territorio, come una destinazione dove il turista fa, è attivo, entra in contatto con la realtà, impara e in qualche maniera si arricchisce. Quali sono le proposte delle destinazioni arancioni? Partecipare, che cosa offrono come marketing? Partecipare, scoprire, imparare e immergersi. E a che cosa serve questo? Beh, fondamentalmente per i territori serve per diversificare l'offerta, per allungare la stagione, perché il turista creativo, o in qualche maniera diciamo il turista arancione, che attenzione, andrà in crescita, perché quel turismo, domanda turistica che stanno richiedendo i millennials, e sono quelli che oggi sono già una fetta importante e lo diventeranno ancora di più. Serve per, come dicevo, diversificare l'offerta del territorio, incrementare il turista di qualità, perché qui c'è un elemento molto importante. Il turista che vuole fare queste cose è un turista che, come dire, non è un poveraccio. O se è un poveraccio non ha problemi a spendere più di tanto. Perché? Perché compra valore. Perché compra in qualche maniera l'esperienza che lui fa sul territorio. E oggi, dolente o nolente, siamo tutti noi diventati estremadamente egoisti. Spendiamo per noi. Tutto quello che io ottengo per me va bene. Questo ci porta a una trasformazione che è quello per il quale quando ho parlato con la gente di Ibiza, ho detto perché lo fate questa roba? L'ho detto perché noi vogliamo incrementare il turismo di qualità. Non vogliamo più essere associati al turismo delle canne, delle sballo, eccetera, eccetera. Probabilmente il cliente delle canne dell'estate è lo stesso che dopo mi fa il creativo, può darsi. Però l'approccio è diverso. E questo ci porta sicuramente a una logica di dare più valore alla cultura locale, lavorando anche su, come dicevo, la destagionalizzazione. Il vantaggio del turismo arancione è che ci permette di combinarlo con altre tipologie di turismo. Bene, su questo c'è un'opportunità che in qualche maniera come Regione si sta lavorando, che è il convegno che ci sarà del 25 al 28 marzo in Cagliari, che è il convegno Nextour. Cosa è Nextour? Nextour è una rete di regioni turistiche, delle quali forma parte la Sardegna. Allora, le abbiamo, anzi io ho poco a vedere su questo, però li hanno convinti a questi della Nextour, li abbiamo, come dire, le regioni più potenti a livello turistico in Europa, le abbiamo convinto che in Sardegna siamo dei geni, ok? E hanno accettato fare il suo convegno in Sardegna del 25 al 28 marzo, dove si parla fondamentalmente di questa logica, turismo sostenibile e soprattutto competitivo, con una logica, diciamo, di lavorare, copiare in qualche maniera, ma avere delle informazioni sulla mobilità intelligente del turismo e tutto quello che è la sostenibilità. Perché può essere importante questo per voi operatori se volete partecipare? La partecipazione è gratis, lo dico già subito. Per entrare in contatto con altre realtà, capire cosa stanno facendo, gente che è molto più avanti da noi, gente che è molto più competitiva e aggressiva da noi e sicuramente sulla quale si può fare una serie di sessioni, di incontri B2B che può essere utile per lo scambio di conoscenze e di buone pratiche. Basta? Grazie.